Il salotto. Signore e signori, benvenuti a questa puntata del salotto. Facciamo un applauso sporadico. Siamo già in tanti stasera, bellissimo, una grande emozione. Grazie a tutti voi per essere qui questa sera per questa puntata del salotto che avrà chiaramente tantissimi ospiti. Anzi, cominciamo subito ad elencarli perché questa sera verrà a trovarci Pier. Attenzione, Pier. È ancora su, aspetta, poi lo faccio alla fine, io svelo, questo è una specie di giallo. Verranno a trovarci, signori e signori, niente un po' di meno che quei duo. Verrà a trovarci un artista, o meglio un progetto che si chiama Io sono Cobalto. E qua al mio fianco, finalmente al mio fianco, diciamo, niente un po' di meno che Mattia Martino, benvenuto, grande stile, io lo dico subito, anche uno dei soci fondatori del Salotto, perché abbiamo fatto edizioni, edizioni, grazie di farmi socio fondatore. Di queste ne abbiamo viste di cotte e di crude, ma questa sera abbiamo la possibilità di scoprire insieme a te di questo stiamo parlando. Parleremo poi con lui, questa diciamo l'occasione di averti qui questa sera, di questa nuova iniziativa che io l'ho definito innuario, che è una parola, diciamo, che uno dice cosa vuol dire innuario? Innario, diciamo. Sarebbe innario, cioè una raccolta di inni, di canzoni, sì, ma ne parleremo molto bene. Una raccolta di canzoni che sono qui. Però c'è. Ne parleremo molto bene dopo, ma c'è, quindi io già... dico il palco perché sai, ne parliamo molto sul palco poi. Sì, però insomma, diciamo, è bella questa idea qua degli inni, questi inni serviranno poi, diciamo, a raccontare, insomma, tutta una serie di cose che ci racconterai tra poco sul palco, ma non rubiamo tempo a chi invece sul palco deve salire, accogliamola con un applauso, signore e signori. Io sono Cobalto, però sono in due, tu lo conosci? Allora, lei mi sa che è Cobalto. Lei è Cobalto. Lui vabbè. Lui la accompagna, ma tu insomma lui tu ubriaco, mi sembra. No, non metterlo subito in cattiva luce, perché i batteristi è chiaro che poi se sono così è meglio. Aspetta, ecco un attimo che vedo questo è il segnale di quello. Un tempo qui era un antico porto, questo è sempre il segnale. Adesso ti arriva, vero Lule? Benvenuta Serena, benvenuta, facciamola con un applauso che abbiamo finalmente. Partiamo con una signorina stasera. Partiamo con un artista che ha appena pubblicato il suo EP, l'ha pubblicato un paio di settimane fa perché è uscito l'8 di gennaio, sì, se non sbaglio, e si chiama Epicentro. Sì. Ed è insomma un lavoro che è nato, io lo dico perché ho letto già un po' la sua biografia, è nato quasi diciamo per caso, perché tu non pensavi di fare la cantante a un certo punto, cantavi però. Sì, diciamo che non è che proprio non pensassi di fare la cantante, che non pensavi pensavo che sarebbe uscito un EP. Ho scritto delle canzoni e poi a un certo punto le ho raccolte e ho detto voilà. E questa sera ci farai sentire quindi diciamo alcuni brani da questo tuo lavoro. Con che cosa cominciamo? Il primo brano che vi presento questa sera si intitola Olio su tela. Olio su tela, io sono Cobalto al salotto. Disegnerò il tuo profilo con il tratto delicato della mia mano che danzerà per te su questa tela bianca. Libererò la mia testa dal buon senso e dall'idea che altri hanno dipinto di te prima di me. Inseguirò la curva delle tue labbra
miscelerò gemme di giada al bruno Van Dyck di tuoi occhi. Saranno lune affacciate sui cieli d'estate. Tu sarai per me ed io sarò per te. Tu sarai fatto ad arte per me. Riempirò i tuoi spazi vuoti con le mie buffe mani e ti renderò caotico, imperfetto e ubriaco di colori. Tu sarai per me ed io sarò per te. Tu sarai fatto ad arte per me. Na 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 na. Na 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 na. Tu sarai la bellezza di un'idea che non può non essere. Sarai cibo per la mente, sarai il pigmento che riflette le sfumature che ho nell'anima. Tu sarai, sarai, sarai fatto ad arte per me. Na 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 na. Fatto ad arte per me. Grazie. Io sono Cobalto qui al Salotto di Mao in diretta streaming dalla Zenith Room del Lab. Ricordiamolo, siamo in diretta streaming sulla pagina di Corto Corto. Lo sai che a me queste cose delle dirette streaming mi fanno impazzire. Sono una cosa che ti fanno impazzire, ma c'è di più perché saremo anche poi in radio su Radio Flash e su Radio Città Futura a Roma, wow. E succederà domenica la prossima settimana, quindi saremo diffusissimi, oltre che chiaramente tutti gli streaming, le cose, eccetera, podcast, eccetera. non è chiamato in caso il hashtag Podcast. Io poi mi perdo un po' su questi aspetti, però è giusto ricordarli. È giusto devi ritornare sui tuoi podcast spesso. Devo tornare altro che sui miei podcast. Devo tornare. Ma noi andiamo avanti, lasciamo perdere quello che devo fare io perché abbiamo qui un artista che è appena uscita con un EP, abbiamo detto l'8 di gennaio, Epicentro. C'è un gioco di parole, vero? No. Okay. E quale sarebbe stato il gioco di parole? Epicentro. Come quale sarebbe Lascia stato? perdere, è un giocaccio di parole comunque. Lasciamo perdere, non c'è il gioco di parole, c'è però, come dire, sì, certo che c'è. C'è. No, dai. C'è. Ma sì che c'è, dai. Mamma mia, Cioè, vabbè. qual è questo centro? È la domanda che devi fare. Qual è questo centro? No, fagliela tu a questo punto. Qual è questo centro di cui si parla nell'EP? Vabbè, l'epicentro sono io. Voilà. Quale dove essere? Oh, bello. Chiaro, scusa. Beh, È almeno giusto, parla di qualcosa che conosce, cioè ci sta, no? Che chiaro. alcuni parlano così, invece bravo. Ecco, e allora per arrivare, diciamo, a questo epicentro, qual è la prossima tappa? Allora, la prossima tappa si intitola Alice ed è il primo pezzo che io ho scritto e mi ha portato molta fortuna, quindi ve lo voglio presentare questa sera. Vado. Questa Buona c'è fortuna a l'emozione, tutti. scusa. Alice.
Tu che chiudendo gli occhi vedi le ninfe di Monet, tu che senti la voce del vento cantare poesie di Baudelaire, con il cuore assetato di fantasia e i pensieri racchiusi tra le meraviglie di un luogo che non sai dove sia. Alice, tu non sai quanto tempo è per sempre, non sai che non conta che strada prendere, se non sai cosa vuoi veramente. Ah, ah, te ne stai lì distesa su un oceano di rugiada, accarezzata dalle tue chimere, con un dito disegni forme nell'aria, le tue mani protese al cielo con la pretesa di poter stringere le nuvole. Alice, tu non sai quanto tempo è per sempre, non sai che non conta che strada prendere, se non sai cosa vuoi veramente. Alice, ogni attimo è un dono e per questo si chiama presente. Vivi sogni impalpabili che si agitano nella tua mente. Ogni attimo è un dono e per questo si chiama presente. Grazie.